buonasera a tutti. Più che due parole ovviamente io non devo dire, se non ringraziare la professoressa Gambacurta che questa sera è con noi per il terzo incontro del nostro ciclo di archeologia. E oltre che ringraziarla, devo dire essere molto ansiosi di sentire questa sua comunicazione sui santuari, come avevamo già preannunciato la volta scorsa, su due santuari veneti particolarmente significativi e importanti, di cui adesso sentiremo parlare, che comunque entrambi due sono fortemente collegati con l'elemento acqua. La professoressa Gambacurta abbiamo già avuto il piacere di avere la nostra ospite l'anno scorso. Comunque ricordo in due parole il suo profilo. Laureata a Padova con la professoressa Giulia Focolari, anche lei fra il gruppo delle gran affezionate allieve della nostra compianta Giulia Focolari. Poi fatto il corso di perfezionamento a Bologna e ha lavorato per più di 10 anni, direi dal 2005 al 2016, nella Soprintendenza Archeologica del Veneto, quale funzionario che ha avuto l'incarico della direzione del Museo di Portogruaro, poi del Museo di Adria e in conclusione del Museo di Este. Dal 2016 ha vinto il concorso per la cattedra di Etruscologia e di Archeologia Italica a Ca' Foscari e quindi noi adesso l'abbiamo come Ca' Foscari, dopo essere stati colleghe per molti anni in soprintendenza. Giovanna Gambacurta ha al suo attivo una marea di pubblicazioni, più di 200 ho visto, quindi tantissime, monografie, articoli su mostre, ha organizzato convegni importanti, mostre importanti e dopo questa presentazione aspettiamo la sua comunicazione di stasera. Grazie. Allora, benissimo, adesso si sente. Devo assolutamente ringraziare con piacere Margherita Tirelli, che è un'amica oltre ad essere stata una collega, per questo invito in questo ciclo delle conferenze dell'Ateneo Veneto e naturalmente ringraziare tutto l'Ateneo nella figura anche della sua presidente. Perché è un'accoglienza veramente per me molto gradita e rilevante per la possibilità che mi offre di parlare di argomenti che mi sono cari ad un pubblico interessato e ad un pubblico che magari non è così quotidianamente vicino a questi temi. Ho voluto dare un titolo un po' provocatorio, questa è la scoperta dell'acqua calda, ma perché l'acqua calda deve aver avuto, no? Pensiamo quanto l'acqua calda deve aver avuto per i nostri antichi antenati un valore, un significato, si devono essere fatti delle domande, deve aver creato stupore, forse in qualche caso perfino paura. E poi hanno capito presto, su questo voglio puntare, che l'acqua calda è curativa, cioè che serve a un sacco di cose buone. E allora da lì vorrei partire con una, diciamo, visione di quelli che sono i santuari del Veneto, dove i Veneti antichi che occupano questa regione e sviluppano le loro caratteristiche tra diciamo nel primo millennio avanti Cristo, erano una cultura, una civiltà e una popolazione molto densa di aspettative di carattere come dire, spirituale, dedicano molta attenzione al sacro e come vedete da questa carta noi abbiamo tutta una serie di luoghi in cui sono stati rinvenuti reperti che ci dicono di questa religiosità, di questa spiritualità piuttosto evidente. E sicuramente ci sono dei santuari legati alle città come a Este e a Padova, ci sono dei santuari di carattere territoriale nella zona di Vittorio Veneto, i santuari di Montentare e Villa di Villa sono quei santuari dove probabilmente si facevano le feste stagionali in ragione
di quelle pratiche di alpeggio e transumanza che portavano gli animali, diciamo, no, dalla montagna verso la pianura e viceversa, e quindi poi c'erano in primavera le feste in cui ci si trovava. E poi c'è il santuario di Altino, di cui ha parlato Margherita Tirelli, che è un luogo di scambio verso l'esterno, no? Un luogo di scambio internazionale, potremmo dire oggi. Ma all'interno di questo panorama così articolato e complesso ci sono due santuari di cui parliamo stasera di più, dopo una prima, che hanno le caratteristiche di nascere in cui il culto viene identificato vicino a delle sorgenti di acqua termale. E il culto nasce dall'acqua termale, cioè dal fatto di, come dire, di pensare che quest'acqua termale è lì per far del bene e che nasconde, che cela una epifania della divinità. Quindi è in questa direzione che andiamo. Ma quante sono e quali sono le divinità dei Veneti antichi? Grazie agli studi di Anna Marinetti, noi che studia diciamo, il venetico come lingua, come iscrizioni, come scrittura, noi abbiamo oggi una serie di documentazioni e di nomi di divinità, dalle iscrizioni, dalle dediche rinvenute nei santuari. Sono divinità maschili e femminili, non sappiamo ancora se queste componessero davvero un pantheon, cioè una sorta di struttura con una relazione tra queste divinità. Molte di queste divinità hanno i nomi che si legano alle caratteristiche del luogo. Avrete sentito da Margherita Tirelli che la divinità di Altino si chiama Altino o Altno, no? Che è il luogo alto, ma perché alt è una base semantica che si rifà ad un luogo un po' più alto di quello che lo circonda, perché Altino è vero che nasce in una pianura, anzi vicino alla laguna, ma probabilmente è un dosso un po' più alto di quelle aree paludose che dovevano circondarlo, no? Altino è un luogo in cui tu tieni i piedi asciutti, diciamo così, rispetto al resto. E così ci sono altri esempi di questo genere. Quindi i nomi delle divinità dei Veneti sono quasi sempre legati alle caratteristiche del luogo dove queste divinità si manifestano, dove hanno il loro culto. E la divinità di Lagole di Calalzo, che è uno dei due santuari di cui parliamo stasera, si chiama o Trumusiatei o Tribusiatei, ma Anna Marinetti lega soprattutto il primo nome Trumusiatei a questa base mus, tru potrebbe essere un numerale, ma mus, questa parte diciamo che è la parte più significativa, che porta il significato del nome, dovrebbe essere una radice che riguarda il senso dell'umido, della pluralità delle acque, dei luoghi un po' paludosi. E, come vedremo, Lagole è un posto dove è pieno di polle d'acqua. Quindi c'è un legame forte. Alcune di queste divinità hanno poi un attributo, un epiteto che è Sainatei. Ve lo dico perché quella di Lagole è una divinità Sainatei. E Sainatei vorrebbe dire qualcosa come una divinità poliadica, cioè quella divinità in cui la comunità si riconosce, no? Il santo protettore principale di una città. Ecco. Noi parleremo di due santuari stasera, quello di Lagole di Calalzo, appunto, e quello di Montegrotto. Non ho bisogno di dire la fama delle terme ancora oggi, no? Di Abano, Montegrotto, quindi forse quelle di Calalzo sono meno famose, ma ci sono ancora oggi attive anche queste. In entrambe queste località, in epoca romana, la divinità, a Lagole è molto più evidente, diventa Apollo. E noi sappiamo che Apollo, nell'antichità, una delle caratteristiche, delle prerogative di Apollo è quella di essere medico, cioè curativo. Quindi Apollo non tanto come il dio della musica, dell'arte, della bellezza, ma come il dio della medicina. E Aponus è qualcosa di molto simile che poi è alla base di Abano e Montegrotto. Non c'erano grandi strutture in questi santuari, noi non dobbiamo pensare a luoghi di culto con le cattedrali, con le chiese, con i templi, ma c'erano gli altari a cenere cosiddetto, cioè il senso dell'altare nasce come il luogo in cui si bruciano le offerte per la divinità
e poi questi, come dire, si alternano questi livelli scottati agli strati, ai livelli di cenere, e dobbiamo pensare che avessero delle strutture semplici intorno, no? Il luogo del culto, il fulcro del culto, è questo luogo dove si fa il fuoco e dove ci si rivolge alla divinità, pregando sicuramente, sappiamo che avevano le loro preghiere perché esiste il termine per preghiera in venetico, e chiedendo alla divinità qualcosa. Che cosa si offriva però, no, a queste divinità? Le offerte gradite agli dei, sicuramente le vittime animali e sicuramente vedremo anche quelle vegetali. Le vittime animali, che erano per lo più animali domestici che venivano sacrificati, il bue, il maiale, gli ovini, molto raramente il cavallo e qualche volta il gallo, la gallina. Di questi animali, la cosa che è risultata abbastanza significativa da alcuni studi analitici sui resti ossei di questi animali rinvenuti nei santuari, è che a volte, come dire, è che per lo più sono resti delle parti distali dell'animale. Cosa vuol dire? Noi troviamo le ossa delle teste, della terminazione delle zampe e delle code, molto più che di tutto il resto. Perché? Perché si offriva alla divinità quello che non aveva carne. Quello che aveva carne si mangiava. Cioè, probabilmente nell'ambito di questi rituali venivano posti su questi grandi fuochi le parti degli animali che non avevano carne, e le ossa si trovano bruciate perché venivano bruciate, carbonizzate sostanzialmente, mentre le parti, diciamo, con risorse carne evidenti, si faceva un bel banchetto comunitario e diventava anche una occasione per il consumo di carne. Noi dobbiamo pensare che la dieta carnea nell'antichità era molto occasionale, no? Mentre il momento della festa, della ritualità collettiva all'interno di un santuario, della cerimonia, poteva essere anche questo, quindi un consumo collettivo di carne. E poi sicuramente i vegetali, e soprattutto in primavera le primizie vegetali, no? Quelle che dovevano propiziare un buon raccolto. Quindi si sono trovati, come vedete, dei semi carbonizzati di grano o di orzo, che sono cereali abbastanza comuni, ma molto comuni nel mondo antico e nei santuari del mondo antico, molto più di quanto non sia oggi, sono questi due cereali che sono il miglio e il panico, che sono cereali che noi oggi non usiamo assolutamente più, che noi destiniamo semplicemente all'alimentazione animale, no? Perché non sono cereali che danno una farina che non è panificabile, che non ha glutine, che non lievita, quindi per noi, come dire, non sono più commestibili. Forse lo erano in parte nell'antichità, nel senso che nell'antichità dobbiamo pensare facessero anche delle polentine, delle focacce non lievitate, eccetera. E comunque il miglio e il panico sono quasi sempre presenti nei santuari. E quindi, diciamo, è anche una visione di cereali misti che non è più tanto quella a cui siamo forse legati oggi come consuetudine. Allora, vi dicevo, i due santuari che andiamo a vedere sono l'Agole di Calalzo. Vi ho messo la freccia un po' per ricordare a tutti dove siamo. Siamo proprio in mezzo alle montagne, in Cadore, in un posto meraviglioso, lungo il Piave, dove oggi c'è un lago artificiale che si chiama Lago di Cento Cadore, e Montegrotto, invece, che alcuni oggi tendono a conoscere di più Abano come centro termale rispetto a Montegrotto, ma in una visione che prende avvio dall'antichità dobbiamo pensare che Abano è un ampliamento moderno della zona termale. La zona antica è quella di Montegrotto, la zona principale è quella di Montegrotto. E quindi entriamo in questa zona in cui c'è il contatto con l'acqua calda. E come vedete l'Agole è veramente un posto stupendo, è una località di Calalzo. Chi arriva a Calalzo, diciamo così, dalla ferrovia si va verso il lago di Centrocadore, e lì lungo la strada sono stati fatti negli anni, tra la fine degli anni 40 e gli anni 50, questi rinvenimenti straordinari di oggetti ricchissimi che testimoniano di un luogo di culto. Luogo che dobbiamo questo rinvenimento anche all'attenzione di Frescura, che era un cadorino poi che ha lavorato a lungo in soprintendenza con Giulia Fogolari. Sono tutte persone a cui noi siamo molto legati anche affettivamente. In questo luogo, il luogo è caratterizzato da una serie di polle d'acqua solforosa, ok?
Quindi è un'acqua un po' puzzolente, perché le acque solforose sanno un po' di uovo marcio, hanno questo sapore, diciamo, sulfureo e questo profumo, non profumo, ma insomma odore sulfureo. E queste acque sono benefiche e curative. Ancora oggi a Calalzo alcuni albergatori hanno ripreso il valore termale delle acque e sono curative perché sono fortemente sfiammanti, cioè quindi tutti i tipi delle infiammazioni vengono curate con queste acque, e anche sono cicatrizzanti. Questo è un elemento non banale e vedremo poi perché. Quindi quando ci si è accorti che queste acque hanno questi poteri, e naturalmente nel momento in cui ci si è accorti di questo si è attribuito questo potere a qualcosa di sovrannaturale, no? A qualcosa di divino. E quindi volevo dire una cosa che forse mi sono dimenticata, ma che è questo: entrambi questi santuari, cioè sia quello di Lagole che quello di Montegrotto, sono caratterizzati da tipi di acque termali i cui benefici si hanno per immersione. Cioè non bisogna confondere con quelle acque termali che in Italia sono ben note, come a Chianciano, a Montecatini, che sono le acque che fanno bene perché le beviamo, no? Quello è un'altra sfera, diciamo, della termalità. Ma queste sono acque caldine, quella di Montegrotto calda, anche questa di Lagole ha una temperatura, diciamo, non fredda, e che fanno bene se uno si immerge o se le versa addosso, se si lava con queste acque. Ed è per questo che l'oggetto più importante di Lagole, anche perché è tipico di lì, è un oggetto che non si trova in tante altre parti, è il simpulum, cioè questi mestolini in bronzo che venivano probabilmente usati proprio per attingere l'acqua, forse per versarsela addosso, forse per aiutarsi, diciamo, nell'aspersione. E noi sappiamo che questi mestoli sono l'oggetto principale del culto perché sono quelli che portano l'iscrizione con la dedica alla divinità. Quindi si andava lì, si attingeva l'acqua, si faceva quello che si doveva, si celebravano dei riti e poi si dedicava il mestolo alla divinità spezzandolo. Questo è un gesto, infatti tutti i mestoli, non ci sono mai mestoli che hanno sia il manico che la vaschetta, si trovano sempre staccati, spezzati. Questo è un gesto molto importante perché, come dire, io offro una cosa alla divinità e non deve essere riusata dopo, quindi la spezzo, gli tolgo la sua funzione. E prima di fare questo, sul mestolo, cioè sul manico, viene fatta fare un'iscrizione con il nome del dedicante, il nome della divinità, il verbo di dedica, quindi si vuole esplicitare questa offerta. L'oggetto che vedete in alto ha un'iscrizione particolarmente importante, è un mestolo pesante in cui quindi anche il valore del bronzo è importante, e in questa iscrizione io vi ho sottolineato con i colori per capirci, perché non è facile sempre seguire la lettura, ma il soggetto sono due persone, sono sottolineate in rosso e sono Ebos che sarebbe la Alero. Questi due personaggi cosa fanno? Il verbo è finale, è un po', non è completo, ma probabilmente è dedicarono, diedero. A chi? Quello che vedete sottolineato in blu all'inizio, Turionei Okaioi, a questo personaggio, che è un altro personaggio maschile, un uomo, Turione Occhiaio, ma loro dedicano, guardate quello che è sottolineato in verde, Teutam, che teuta è un termine molto particolare che dovrebbe essere il correlativo del latino civitas, cioè a nome della cittadinanza, dedicano formalmente, come una dedica, diciamo, istituzionale. E loro sono probabilmente ansores, quindi hanno una carica di tipo magistratuale. Questa iscrizione ci dice che a Lagole, oltre ad una frequentazione di singoli devoti, persone che passavano di là, c'era una comunità sentita istituzionalmente come tale, che frequentava il santuario e che dedicava alla divinità. Vi faccio vedere alcune iscrizioni per dire un'altra cosa. A Lagole il santuario è frequentato dalla metà del VI secolo a.C. fino al II secolo d.C., in piena continuità tra l'età pre-romana e romana. E se noi guardiamo anche solo
i nomi, questo Fugene, Sinionti, Lessas, Oppo, Aviro, Suros, Oppos e in latino Volsiomnos, Marcellinus, Barbius, sono sempre nomi maschili. Ne ho presi alcuni, potrei proseguire, ci sono un centinaio di iscrizioni all'Agole. Non ci sono donne in questo santuario, ci sono solo uomini che dedicano. E allora bisogna farsi una domanda su questo, no? Non ci sono donne, ma dobbiamo pensare che questo santuario, in quella zona, intanto doveva avere una frequentazione stagionale, cioè era un posto dove si passava con la bella stagione, durante l'inverno, il sepolto di neve. E poi probabilmente lungo la Valle del Piave è un posto dove come dire, salgono o scendono i mercanti, coloro che commerciano, i soldati, coloro che vanno a difendere quello che era il confine dei Veneti verso nord, verso il mondo celtico e verso il mondo germanico. Quindi la frequentazione è logico che sia una frequentazione più maschile. È una frequentazione di personaggi che sono quelli che girano per lavoro, che hanno bisogno di punti di riferimento e se sono soldati possono essere feriti. E poi vediamo perché vi dico questa cosa. I devoti rappresentano se stessi in alcuni bronzetti con armamento, anche questo lo vedete è un broiokos che dà il suo dono alla divinità, lascia l'immagine di se stesso con un armamento probabilmente di tipo celtico, e che sono bronzetti poi di tanti tipi, da quello che abbiamo visto a questi un po' più semplici, il cavaliere, il cavalierino, anche molto schematici a volte, sono questi bronzettini piccoli che hanno solo la manina alzata per dire che tenevano la lancia, no? In cui esemplificano in maniera molto schematica il loro ruolo militare, ma è anche probabilmente rispetto a quello che uno poteva permettersi di destinare alla divinità. E ci sono un buon numero di armi, tutte di tipologia celtica, spade, punta di lance, elmi, scudi e anche qualcosa che riguarda il costume dei soldati, che sono queste grandi fibule che servivano a fermare i mantelli. Ma tutto questo materiale di L'Agole è stato rinvenuto, come vi dicevo, tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50, in uno scavo che non è stato uno scavo stratigrafico, è stato più un recupero, però ci sono alcune osservazioni di frescura e in particolare sulle armi frescura annota che furono ritrovate tutte vicine, tutte insieme, mentre tutto il materiale era disperso lungo il fianco della collina, il gruppo delle armi è un gruppo unico e questo può avere un significato. Questa è un po' la ricostruzione del guerriero celta, perché Cesare nel Debello Gallico ci ricorda che era una caratteristica proprio dei Celti quando combattevano, che quando avevano finito la battaglia, avevano vinto, insomma, consacravano in un luogo sacro quello che avevano preso in guerra, sacrificavano un animale, e quindi facevano dei sacrifici, radunavano tutte le armi in un solo luogo e le lasciavano lì. E dice Cesare che nessuno osava toccarle, nessuno osava toccare queste armi consacrate che erano preda bellica, perché dice per questo reato, cioè chi avesse osato toccarle, era stabilito un supplizio, il più grave dei supplizi, anche con la tortura. Quindi ci si guardava bene, no? Allora forse in questo santuario alpino che è così vicino al mondo celtico e che quindi forse assume anche degli usi di quello che era il mondo celtico alpino, proprio al di là del passo di Monte Croce Carnico che è lì a due passi, ci poteva essere un uso di questo genere. Poi c'erano naturalmente i cavalli dedicati a L'Agole sotto forma soprattutto di immagini sulle lamine, e anche qui è sempre un Kellos Pitamnikos, un uomo che dedica l'immagine di un cavallo. Purtroppo dalla foto non si vede bene, ma il cavallo ha una bardatura evidente con il morso e tutta la testiera. È un cavallo bardato, quindi non è un cavallo selvaggio, è l'uomo che dice io dedico il mio cavallo perché io sono un cavaliere, è la metafora di se stesso, del suo ruolo sociale probabilmente, no? Quindi sono personaggi anche di rilievo in questo santuario. E nel santuario ci sono anche tutti quegli oggetti che servono alla celebrazione del culto in modo più quotidiano. Quindi quando sacrificano gli animali ci vogliono gli spiedi
per le carni arrostite, ci vuole la catena con i ganci del calderone per le carni bollite, i coltelli da sacrificio, i coltellini per scuoiare, spellare e pezzare gli animali. C'è tutto, cioè il santuario ci ha restituito una sorta di servizio completo, diciamo così, anche per quelle operazioni che non sono specificamente rituali, ma che dovevano fare parte delle cerimonie. E poi, in epoca romana, la divinità diventa Apollo e le statuine diventano, come dire, soprattutto statuine ad Apollo in questa sua versione che abbiamo detto è Apollo medico. Ma la cosa significativa è che non c'è solo Apollo in questo santuario e come vi dicevo il santuario è curativo, loro si sono resi conto che queste acque sono particolarmente giovevoli, ma passavano i mercanti e infatti c'è Mercurio e passavano coloro che portavano le greggi e il bestiame e infatti c'è Ercole. C'è anche Giove che è il segno, come dire, della teuta, della civitas, della comunità nella sua interezza. Quindi ci sono statuette, in epoca romana ci sono statuette e monete che ci testimoniano il culto di un gran numero di divinità, la cui principale rimane Apollo. Perché? Perché il santuario è soprattutto un luogo di cura. E una cosa abbastanza significativa a questo proposito, io ho cominciato a studiare questo santuario più o meno negli anni 90 e quando andavo a Calalzo c'erano ancora delle persone, che forse oggi non ci sono più, che erano persone molto anziane, che avevano vissuto quella che erano state le guerre, soprattutto la prima guerra mondiale, e dicevano che in tutto l'ambito cadorino moltissimi soldati feriti andavano a bagnarsi nei laghetti di Lagole per cicatrizzare le ferite. Quindi questo uso aveva veramente attraversato i secoli, possiamo dire, no? È una cosa secondo me molto, quando me l'hanno raccontato, diciamo, per me è stato anche emozionante perché ho pensato a come certe tradizioni, anche solo col passaparole, non si perdano, no? Nel tempo. E adesso noi dobbiamo andare da un'altra parte, perché il nostro tempo stasera corre, e dobbiamo andare a cambiare luogo e spazio. Questa è una prospettiva della pianura veneta con i colli visti da sud, diciamo, no? E visti verso la laguna. La laguna è qua, Venezia è qua. Questa che vedete qua in basso è Este, alle pendici dei colli Euganei. Questa è Padova, che domina la laguna con il suo legame possibile con la laguna. E questa parte qua è Montegrotto, che vedete è proprio a ridosso dei colli Euganei. Allora noi sappiamo che in tutta l'età del ferro i Veneti, cioè tra Este e Padova, che erano le due città più importanti di tutto il Veneto e che si spartivano il commercio e il controllo del territorio, queste hanno sempre litigato su chi dovesse in qualche modo controllare le risorse dei colli, perché i colli sono una risorsa importante, lo sono per la pietra. La trachite euganea è una pietra ancora oggi preziosissima e importante per la sua resistenza in architettura o per le strutture urbanistiche. La scaglia euganea lo erano per il legnatico, no? Andare a fare legna e fare il fuoco, lo erano per la caccia. Cioè, i colli erano una risorsa, ma la risorsa più grossa dei colli sono sicuramente le acque termali di Montegrotto, che oggi sono anche quelle di Abano, che è qui in mezzo. Io non l'ho segnato apposta perché il fulcro di questo discorso è qua. E quindi Padova e Este si litigano, diciamo così, una sorta di controllo della zona euganea e alla fine probabilmente Padova si accontenta del controllo della zona termale e Este controlla di più tutta la zona delle cave di trachite, delle cave di pietra. Questo secondo me per secoli è stato probabilmente così, con quei cambiamenti che nel tempo possono venire. Montegrotto doveva essere uno scenario impressionante. Impressionante perché l'acqua di Montegrotto è calda e fuma. E oggi abbiamo tutte le strutture termali, gli alberghi, no? Ci può sembrare solo affascinante, ma chi arrivava lì
e non conosceva o non sapeva e non c'era niente intorno se non i boschi e le colline e gli animali e quest'acqua fumante, insomma doveva fare una certa impressione, e questa scoperta dell'acqua calda all'inizio doveva essere, secondo me, più impressionante che altro, ma poi si scopriva che invece faceva anche bene. E quindi anche lì tutto si tramuta in come la divinità può aiutare l'uomo nella sua guarigione. Il santuario doveva essere proprio su un laghetto che poi si impaluda e si interra, e in margine a questo laghetto vengono effettuati i riti, anche qui con i sacrifici degli animali, i banchetti comunitari, anche qui con l'immersione nell'acqua, no? Perché a quello serve e per quello fa bene. Anche questo santuario è stato rinvenuto in un primo momento nei primi del Novecento, nel 1911, e un secondo rinvenimento negli anni 50 nella costruzione di un albergo. E vedete, queste sono vecchie foto dagli anni 50, vedete il numero assolutamente incredibile di migliaia di coppette, tazzine, coppe, perché quello che a Lagole è il simpulum, cioè è il mestolino di bronzo, a Montegrotto è la tazzina, che serve a cogliere l'acqua, probabilmente a aspergersi anche, o a offrirla alla divinità. Ma ce ne sono veramente migliaia. Questo santuario è frequentato attivamente, è uno dei più antichi del Veneto, e cominciano già almeno con la metà del VII secolo a.C., e anche questo passa fino all'età romana, quindi conosce 800-900 anni di frequentazione continua, no, nei confronti della divinità, che è una cosa abbastanza particolare e interessante. Io penso anche che sia stato uno dei più grandi santuari del Veneto, anche se purtroppo le ricerche sono oggi impossibili, perché quella è una zona ormai costruita, termale, con gli alberghi, e sarà difficile avere altri rinvenimenti, ma è un esempio delle tazzine restaurate. Di alcune delle tazzine sono esposte a Padova al Museo Civico agli Eremitani. Tra tutti questi vasi uno solo riporta una dedica. Ecco, la differenza tra Lagole e Montegrotto è anche che a Lagole abbiamo un gran numero di iscrizioni, a Montegrotto uno solo, in cui un tale Evissos, anche qui un uomo, Fagsto, ha fatto fare, il verbo è fagsto, che è più o meno un fecit, quindi ha fatto fare per qualcuno che dovrebbe essere la divinità, e questo ve puntini oi, l'iscrizione purtroppo non si legge, è il nome della divinità. Quello che possiamo dire è semplicemente che terminando in oi è una divinità maschile, e che doveva essere quella che poi diventa Aponus e che poi, insomma, in qualche modo è la divinità del luogo. Cosa c'è insieme a queste migliaia di tazzine? Una serie di bronzetti, anche qui, perché sempre i santuari dei Veneti non hanno l'immagine della divinità. Non c'è l'immagine della divinità. Questa religione è aniconica per lunghi secoli, e tutti i bronzetti, le lamine, le immagini che vedete sono, come hanno detto Loredana Capuis e Anna Maria Chiecobianchi, con una bella immagine, il popolo dei devoti, cioè il devoto porta l'immagine di se stesso al Dio per essere protetto. Quindi c'è chi si raffigura come armato, chi si raffigura come offerente, le donne a volte che si raffigurano anche loro come efferenti o come filatrici o in varie attività. E poi vicino ci sono i cavalli, perché sappiamo che i Veneti erano allevatori di cavalli, che l'allevamento di cavalli era una delle attività di maggior pregio, prestigio e economicamente rilevante. Ne parla Omero dei Veneti come allevatori di cavalli, quindi erano la loro fama internazionale, e quindi anche i cavalli dovevano essere protetti. Al punto che uno dei più bei bronzetti di cavallo di Montegrotto, che è questo, vi ho messo il disegno perché dalla fotografia non si vede bene tutti i segni che ha sul corpo, non si vedono bene, ma dal disegno li potete apprezzare. Alcuni pensano che queste siano decorazioni sul corpo del cavallo, ma qualcuno ha fatto l'ipotesi che queste siano fasciature, cioè che questo bronzetto richiami
l'idea che in queste acque termali potessero anche essere curati quei cavalli che soffrivano ad esempio alle zampe o che avevano bisogno, o che vedete la fasciatura delle zampe o nella parte diciamo anteriore del collo, cioè che tutte queste potessero essere segni che ci dicono il fatto, che ci raccontano che in questo santuario con le acque termali anche i cavalli venivano curati. E questa è una prospettiva a cui possiamo pensare, quantomeno sono quelle cose difficili da provare, ma rifletterci, come dire, è sempre uno spunto positivo. Quindi l'allevamento dei cavalli, ma non solo l'allevamento, anche la loro cura, anche porsi il problema se il cavallo stava bene, stava male. Il cavallo è un animale anche difficile da curare, ma bisognava provarci. E poi l'altro aspetto che è veramente straordinario e che ci consentirà di fare un salto e forse di tornare anche a nord, e cioè quest'acqua di Montegrotto non è un'acqua solo per le guarigioni, è comunque un'acqua un po' magica per qualcos'altro, e noi sappiamo questo più in epoca romana da una fonte che è Svetonio, che ci parla della vita di Tiberio. Allora Tiberio, che è stato il secondo imperatore di Roma, diventa imperatore quando muore Augusto nel 14 d.C., ma prima faceva parte della famiglia imperiale, era stato mandato, Tiberio ha avuto una carriera militare importante, era stato mandato nell'Illirico, quindi diciamo dopo l'Istria, no, verso quella che oggi è la Croazia, per dire così, per definire i confini, per difendere i confini. E dice Svetonio che lui, tornando indietro dall'Illirico e trovandosi presso Padova, si era recato a questo oracolo, l'oracolo di Gerione, e qui lanciata una source, aveva letto su questa source, cioè la source stessa lo invitava ad andare a lanciare i suoi dadi d'oro nella Fons Aponi, quindi nel lago di Montegrotto, per avere risposta alle sue domande. E questi dadi lanciati avvenne che gli mostrassero il numero più alto, tutti e due cadono sul numero più alto. E, dice Svetonio, ancora oggi si vedono i dadi d'oro di Tiberio sott'acqua, lasciati lì in dedica alla divinità. Molti hanno poi, Svetonio più avanti ricorda anche che alcuni avevano interpretato questo fatto come dire, nel momento in cui accade questo, che è ancora più o meno tra il 12 e il 9 avanti Cristo, non si sa ancora che Tiberio sarebbe diventato imperatore, ma questi dadi con il numero più alto è come se avessero fatto presagire quello che per lui era questo destino imperiale, no? Ma che cosa è importante per noi? Che a Montegrotto, oltre all'aspetto curativo, c'è un aspetto oracolare. L'oracolarità, cioè il tirare la source per avere un responso, interrogare la divinità su qualcosa, era molto comune, soprattutto nel periodo repubblicano. Cicerone dice a un certo punto che era una modalità un po' vecchia, diciamo così, di interpretare la volontà degli dei. Ma noi abbiamo sia una serie di sortes rinvenute a Fornovo di Taro presso Parma, con delle iscrizioni di difficile interpretazione, ma abbiamo anche dei rilievi, una moneta, questa è una moneta conservata al British, in cui vedete c'è la figura di un fanciullo, di un bambino, ha questi riccioletti, diciamo così, era raffigurato proprio frontalmente, e sotto di lui c'è questa barretta con scritto source. Perché il fanciullo e la source? Cicerone ci dice che è sempre il bambino fasciato che estrae la source dal sacchetto o dal vaso in cui sono contenute. E anche questo rilievo di Ostia ci mostra un bambino davanti a un altare con la mano dentro una sorta di vaso o di sacchetto. Queste forme dovevano essere molto comuni, costavano poco, si andavano a fare presso il santuario, potevano farle tutti avevano qualcosa su cui interrogarsi per il loro futuro, per i loro familiari, per quello che stava per succedere, no? E in questo periodo, che credo vada a cavallo tra il secondo secolo a.C. e gli inizi dell'età augustea, dovevano essere proliferate anche sul nostro territorio, forse portate anche dai primi soldati romani che arrivavano e che
come dire, insegnavano un po' come si facevano queste cose. E quindi questo è un altro aspetto di quest'acqua, che è un'acqua salutifera, ma che è anche la sede di alcune divinità che possono parlare con l'uomo attraverso la forma del sortilegio. E questa cosa ci fa fare un salto indietro come territorio, perché noi ritorniamo in Cadore così, perché ad Auronzo è stato ritrovato un disco di bronzo, quindi siamo vicini a Lagole, Auronzo è poco più a nord di Calalzo, anche lì c'è un santuario importante, molto, diciamo, un po' più tardo, proprio più di età di romanizzazione romana. C'è questo disco con un personaggio molto particolare, lo vedete, abbiamo visto la moneta prima, il bambino con la testa con i riccioli, raffigurato frontalmente, con una mano, un braccino un po' schematizzato, che è come dentro un vaso o un sacchetto. È un sortilegio? Possiamo chiedercelo, è la rappresentazione di un sortilegio, possiamo chiedercelo e tornare a pensare a tutte quelle persone che arrivassero dall'Illirico e facessero più o meno la strada lungo la costa, passando per Altino, per la laguna, andando verso Padova, verso i colli, fermandosi a Montegrotto, o tutti quegli altri militari che andavano più verso nord, imboccavano la valle del Piave. Tutti avevano bisogno di sapere qualcosa, di essere rassicurati sul loro futuro, di potersi curare se erano feriti, malandati o se avevano delle difficoltà, e trovare in questi scenari, che sono scenari di grande bellezza anche naturale, quell'acqua calda che poteva confortarli. Grazie. Fascinosa, direi, questa conversazione di oggi, in particolare nella sua parte finale, perché questo richiamo alle sortes, agli oracoli, all'acqua che non è solo salutare, ma può essere fonte appunto di vaticini, di responsi oracolari, è un aspetto assolutamente inedito per tutti gli altri santuari veneti, direi certo, assolutamente peculiare del santuario di Montegrotto. Quindi grazie mille di questa interessantissima conversazione, e penso che la io ho cercato anche un po' di sintetizzare alcune cose, per cui se ci sono delle curiosità o degli aspetti che non sono così chiari, naturalmente siamo qui. E comunque se ci sono domande, penso che la professoressa Gambacuita... Se permette, due piccole considerazioni linguistiche. Quando ha parlato di Altino ha citato la radice alt, che implica un concetto di cambiamento. Basti pensare a altro, alternare e via dicendo. Ecco, i significati sono duplici, cioè cambiare in altezza, e quindi giustamente lei ha detto alto, ma anche cambiare in età. Tanto è vero che nelle lingue germaniche oggi alt, vecchio, alt in antico inglese, eccetera. Quindi non mi meraviglierei se significasse anche un luogo più antico di altri. Quella frase che ho letto prima un po' di corsa... Io torno indietro, No, non si preoccupi. Teutam. Quel teutam è tale quale all'osco touto, che significa popolo, e lei giustamente ha detto... La tuta umbra, diciamo. Oppure al latino teotiscus, e ancora qui andiamo con i tedeschi, perché la parola Deutsch oggi significa esattamente popolo. Io penso che quel U davanti significa io celebro quel personaggio davanti al popolo. Poi non so lei come la possa vedere. Grazie. Sì, grazie di queste domande stimolanti. Allora,
Comincio dalla seconda, ma così, senza un ordine preciso. Davanti al popolo è una delle possibilità che anche Anna Marinetti e Aldo Prosdocimi, che hanno interpretato per primi queste iscrizioni, mettono, diciamo, sostengono, ma loro pensano anche che questo possa essere in nome di. E io non vorrei proprio fare una scelta, perché penso che entrambe queste cose abbiano comunque il significato di dire che lì c'è una teuta o una tuta, o cioè una civitas, un'entità. Questo a me sembra storicamente la cosa più importante, no? Mentre invece per Altino questa osservazione è molto, molto, molto giusta e anche molto stimolante, anche se ci pone poi tutta una serie di questioni se vogliamo applicarla, perché mentre la versione di alto nel senso di diverso da, nel senso che è più alto che implica un cambiamento rispetto al circostante, ha un senso che capiamo, che possiamo comprendere, se pensiamo a un luogo più vecchio, cioè se prendessimo questa accezione, il problema è che il luogo più vecchio di Altino non è ad Altino, è un po' più in là. E noi sappiamo oggi dov'è, perché la prima fase di Altino è a Porte Grandi. E non sappiamo come si chiamava quella zona lì, mentre il toponimo Altino è rimasto lì. Quindi mettere insieme, come dire, l'archeologia, i discorsi linguistici e queste accezioni è molto affascinante, perché ci porta a rivedere una serie di cose, e anche bisogna rivederle insieme, cioè chi fa linguistica e chi fa archeologia deve confrontarsi su questi argomenti. Sono Lucia e ho casa a Calalzo e adoro l'Agole. Sono arrivata un attimo tardi, quindi non so se lei ne ha già parlato, ma l'Agole funziona ancora. Lo so, sì. Cioè le sue acque sono tuttora curative e soprattutto immergendosi sulle sorgenti, nelle prossimità delle sorgenti, anche se la gente preferisce il laghetto per uso quasi da mare estivo. E un giorno l'infermiera arrivò col papà, era andata a prenderlo nella RSA per fargli le abluzioni. Dice che funzionano molto di più di tutte le creme dell'ospedale. Verissimo, verissimo. Quindi questo provocherà un turismo è un posto meraviglioso, è un posto meraviglioso. È un posto meraviglioso, assolutamente, in qualunque stagione. Io volevo chiederle, avendo visitato molte volte anche il piccolo museo di Pieve, che è strabiliante, veramente eccezionale, se c'è una bella pubblicazione che riprende tutto quello che lei ha raccontato, e magari anche qualcosa che possiamo leggere per conto nostro e che ci avvicini di più. Perché si chiama Laghetto delle Tose, pensando che anche le ragazze andassero a fare abluzioni per non solo la bellezza, ma anche per curare le malattie della pelle, psoriasi o cose del genere? Allora, questa tradizione del laghetto delle Tose è una tradizione che secondo me nasce un po' dopo, perché come ho detto e come possiamo riprendere un attimo, tutti i materiali archeologici ci danno per il santuario di Lagole una frequentazione esclusivamente maschile. Non ci sono né nomi di donne né immagini di donne, ce n'è forse una, ma insomma sostanzialmente sono solo uomini e sono molto soldati militari. Quindi io penso che nel tempo la frequentazione di questi laghetti sia cambiata e che forse in epoca, faccio per dire, medievale piuttosto che a un certo punto si sia inserita questa frequentazione femminile, perché ricordiamo che lì intorno c'è anche tutta quella sorta di mitologia delle anguane, no? Nelle grotte lì intorno, e quindi nascono tutta una serie di miti che invece si imperniano sulle frequentazioni e sulle figure femminili. Secondo me è una stratificazione che nasce intorno a queste acque solforose e salutifere per immersione. Lo dico perché Giulia Fogolari, quando siamo andate a Lagole insieme,
mi ha costretto a berle. Lei ha detto: Giovanna, devi assolutamente bere un po' di acqua di Lagole che ti farà bene. Era terrificante. Però io per Giulia Fogolari ho fatto anche questo. Sì. Allora, io questo le devo dire, come dire, sì e no, nel senso che c'è un volume, tutto il materiale di Lagole ha una pubblicazione scientifica sistematica di tutto quello che è stato rinvenuto, curato da Giulia Fogolari e con me e con molti contributi anche di altri colleghi, e quindi questo fa parte della collezione dei musei del Veneto, insomma, è proprio materiali preromani e romani del santuario di Lagole, di Calalzo, il museo di Pieve di Cadore. Quello che manca, però lì è un elenco, cioè è il catalogo sistematico dei materiali, forse quello che manca è un testo un po' più destinato diciamo ad una lettura, no? Più alla portata, diciamo, dalle persone che non vogliono leggere oggetto per oggetto, ma avere la sintesi. Io su questo l'unica cosa che mi viene, non c'è molto, ma l'unica cosa che mi viene in mente è che c'è qualcosa nel catalogo della mostra che abbiamo fatto nel 2013 a Padova, Venetkens, Viaggio nella terra dei Veneti antichi, dove tutti i santuari della sfera alpina sono illustrati, e ci sono c'è un saggio generale che si chiama Uomini e Dei, su tutto il problema della religiosità dei Veneti antichi, e c'è un piccolo saggio introduttivo solo sui santuari alpini, forse lì. Questo è un volume della Marsiglio che credo sia ancora reperibile da qualche parte. Complimenti, bellissima la descrizione, anche per uno come me che non... Volevo chiederle, a Montegrotto ci sono quegli scavi che stanno tra la ferrovia e la chiesa, e di che epoca sono? Perché lei ha parlato di tutti i ritrovamenti, però diciamo, a differenza di quello che ho sentito di Altino, dove le parti murarie erano praticamente inesistenti, lì c'è una grossa area muraria, forse sono successive. Sì, no, lì è tutta la Montegrotto di epoca romana, che viene ampiamente monumentalizzata con un teatro, con le terme, con degli edifici di grande anche prestigio, che però non sono il punto del luogo di culto pre-romano. È chiaro che mantenendo questa importanza e essendo fulcro di persone che andavano, venivano e così, c'è, e addirittura di figure vicine alla famiglia imperiale, c'è una monumentalizzazione di Montegrotto molto importante nell'epoca che va, diciamo, tra l'età proto-augustea e gli ultimi decenni del I secolo a.C. e i primi 2 secoli. E questa monumentalizzazione ha dato luogo a delle strutture monumentali che oggi si possono ammirare all'interno di aree archeologiche, una delle quali è quella a cui lei fa riferimento. Un'altra curiosità, lei ha parlato di source, che io non so cosa sia. Ho visto da una parte sembravano delle cose tipo delle palline che si tiravano fuori, però dall'altra sembravano invece delle strisce. Potrebbe dire qualcosa di più? Allora, le sortes, cioè sono... hanno forme diverse, è molto difficile definirle, hanno forme diverse, possono essere sbarrette metalliche, striscette, a volte sono delle striscette con un forellino perché venivano legate a mazzo, possono essere sbarrette più piccole come lingottini, Cicerone ci dice che le sortes che si usavano a Preneste nel santuario della dea Fortuna erano in legno d'ulivo, quindi tutte quelle di legno vuol dire che non le abbiamo più, noi abbiamo per lo più quelle metalliche, o a volte come sortes si usavano le ossa dei metapodiali o dei metacarpi degli animali, cioè le ossa delle zampette, che sono in genere ossicini piccoli, venivano deprivate della parte carnea, e su queste, o appunto come sul bronzo, si poteva incidere. Sulle sortes troviamo incisi o numeri o frammenti di frasi, e a seconda del numero o del tipo di frase si aveva probabilmente un responso. Però le sortes possono avere forme diverse, ci sono anche sortes circolari,
metalliche, proprio piatte a placchetta circolare come un dischetto, quindi potevano avere forme diverse a seconda del luogo, a seconda probabilmente delle opportunità. L'importante era che fosse qualcosa da lanciare e che aveva i numeri o delle parole. E prima venivano pescate. Allora si poteva estrarre, la source si poteva estrarre da un vaso, da un sacchetto, un po' come i fagioli della tombola, insomma, estrarre, perché noi abbiamo il verbo, Svetonio dice sorte tracta, cioè traere, cioè tirare fuori, no? Oppure un'altra modalità, quella soprattutto che si fa con gli ossicini iscritti, è quella di lanciarle su un tappeto, su un tavolo, e a seconda di come cadono, di come si girano, come vengono lanciati i dadi, no? Perché lui estrae la sorte ma poi va a lanciare i dati. Ci sono questi due gesti che potrebbero essere anche due momenti particolari delle forme di vaticinio, insomma, delle forme oracolari. Grazie, buonasera. Buonasera. Volevo chiederle, secondo lei, per quale motivo non ci sono dediche iscritte in lingua latina ad altre divinità da lei citate come Giove, Mercurio, oltre ad Apollo, all'Agole? Non lo so. Cioè, è semplice, voglio dire, questa domanda può avere tante risposte. E cioè, uno, noi non sappiamo se nel santuario di Lagole abbiamo scavato tutto. Questa è la prima, quindi noi dobbiamo mettere, come dire, in parte a tutto quello che ho detto, una colonna con un punto di domanda che è quello che ci manca. Sappiamo che queste divinità come Mercurio, Giove e Eracle c'erano perché ci sono le statuette. Forse non c'è una dedica a loro mentre c'è la dedica a Apollo, perché Apollo è la divinità principale del santuario. Noi sappiamo che nell'antichità una struttura abbastanza ben conosciuta che ha studiato in ambito italico molto Adriano Maggiani è quella del visiting god, cioè un santuario anche in ambito etrusco come in ambito italico ha in genere una divinità principale e delle divinità di corteggio che non sono quelle di quel luogo, sono quelle magari di un altro luogo ma che vanno a trovare la divinità principale. La struttura del visiting god è una struttura poco nota nel Veneto ma che potrebbe essere un caso di Lagole, cioè perché in epoca romana tra l'altro, non in epoca pre-romana la divinità è una sola ed è Tremusiate. In epoca romana qualcosa cambia, perché forse cambia l'atteggiamento nei confronti della divinità e c'è un portato di religiosità diverse che arrivano. Quindi, cioè, o noi, chi scava a Lagole, oggi so che qualcuno ha ripreso gli scavi, trova una bella dedica a Giove, oppure bisogna mettersi nella prospettiva che comunque la dedica è scritta forse per la divinità principale e non necessariamente per le altre. La ringrazio. C'era la signora. C'è una signora qui che era prenotata. Beh. Prima di tutto voglio dirle brava signora, grazie. perché veramente è stato interessantissimo. Chiuso questo argomento, voglio chiedere, ma perché le donne nelle statuette votive non sono rappresentate? Ci sarà un motivo? Però è solo a Lagole che non ci sono. Guardi che negli altri santuari dei Veneti ce ne sono un sacco. La prossima volta facciamo tutte le donne. Faccio una cosa solo sulle donne nei santuari, è pieno di rappresentazioni delle donne che filano, che offrono, delle donne velate, delle donne in processioni da sole con gli uomini, cioè ci sono tante altre cose, ma qua non c'è. A Lagole non ce ne sono. Niente, cattive. A Lagole credo che fosse una zona un po' periferica dove... Grazie tanto. Bene,
Allora, se non ci sono altre domande, grazie ancora alla professoressa Gambacurta. Noi ci vediamo martedì prossimo con il passaggio al mondo romano. Avremo la professoressa Giovannella Cresci che ci parlerà appunto delle continuità e dei cambiamenti che avverranno passando sempre nell'ambito del sacro, ovviamente, dal mondo pre-romano al mondo romano. Grazie e a martedì prossimo.